Quarta corsa, sempre Super Frustino Tommaso Grassi Award 2023. La terza prova. Siamo quindi a metà percorso. Lo schieramento: 1 Gilly Pearl, 2 Dollaro Light, 3 Dalida Ban, 4 Disma Jet, 5 Da Granite Deepa, 6 Darkness. Seconda linea: 7 Dulcinea di Casei, 8 Dinox, 9 Dio Maiuta Tar, 10 Dylan Chris. Corsa che ha 2-3 punti di riferimento: Disma Jet in prima fila, Dylan Chris e Dinox in seconda. Vediamo le fasi di lancio con la partenza che vede emergere subito Disma Jet, che si lancia in avanti. All'esterno è veloce anche Darkness insieme a Da Granite Deepa. Darkness di galoppo, Da Granite Deepa rimane in mezzo alla pista e così in seconda posizione serra sotto Dollaro Light davanti a Gilly Pearl. Primi 200 in 15,2 da parte di Disma Jet, che ha chiuso comunque favorita e guida al completamento del primo quarto di gara, coperto in 37. All'esterno ora Dalida Ban, che copre in seconda posizione Dollaro Light. Al largo anche Dylan Chris. Se ne vanno i primi 600 metri di gara. La terza posizione lungo la corda per il debuttante in Italia Gilly Pearl, o meglio la debuttante in Italia, mentre una terza pariglia formata da Dulcinea di Casei. Ora scatta in terza ruota Dinox, che però arriva da molto lontano e è ancora piuttosto distante dalla testa. Completamento del chilometro, sempre leader Disma Jet, 1:17 e 2. Squalificato. L'attacco deciso però di Dylan Chris, che si libera di Disma Jet già a 450 dalla conclusione, prende vantaggio sulla curva finale. Dylan Chris prende 2-3 lunghezze di vantaggio su Disma Jet a metà della curva conclusiva. Gli altri sono lontanissimi e Dylan Chris ha risolto con un gran volo sulla retta delle scuderie e ora in retta d'arrivo si limita a controllare la situazione, allungando ancora comunque per venire a vincere con estrema disinvoltura. Secondo posto per Disma Jet, al terzo finisce Gilly Pearl, che precede Da Granite Deepa. 1:15,5 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere, 29,4 il penultimo quarto, 59 per gli ultimi 8. La vittoria per Dylan Chris e il raddoppio per Federico Esposito, che dopo il successo ottenuto con Costamagna Pax replica con Dylan Chris per conto di Roberto Faticoni, che neanche il proprietario. Dylan Chris aveva corso bene l'ultima uscita, oggi fa un vero e proprio numero perché vince per distacco contro Disma Jet, che era volata in testa in poche battute, e la liquida con un parziale solo per andarsene poi per proprio conto Dylan Chris e Federico Esposito.